Ti abbiamo visto con le mucche, quindi li porti in giro al pascolo. Sì, certo. Buongiorno, incontriamo un altro giovane. Buongiorno. Buongiorno, ci parli di questa giornata. Ma la giornata è una bellissima giornata, piuttosto intensa, però diciamo ci vogliono molti sacrifici, ma è molto bella. Oggi, a che ora è iniziata la sua giornata? Ma erano le 5 del mattino. Ci parli un po' di una giornata tipo, cosa fa? Ma diciamo la giornata tipo inizia sempre presto, poi si arriva in azienda e quando arrivati in azienda diciamo ci sono molte cose da fare. Una volta le mucche, una volta le capre, ci sono diverse cose. A che età hai iniziato e cosa rappresenta questo lavoro per te? Una passione? Ma innanzitutto è una passione il lavoro e poi diciamo ho iniziato sin da piccolo, diciamo, quando ero piccolo. Però per me diciamo il lavoro prima di tutto si fa con passione. Non ci sento la passione, Quanti anni hai? Io ho 22 anni. E la giornata finisce poi... Ma sempre diciamo verso le 5, le 6 di sera, quando fa buio diciamo. Vuoi fare il pastore sempre, anche da grande? Sì, ormai la passione diciamo è questa, il lavoro è questo. Ma come hai deciso di svolgere questo lavoro? Hai preso un esempio? Qualche familiare svolgeva questa attività? Sì, sin da mio nonno, mio padre, diciamo è una cosa che va da generazione in generazione. Ti abbiamo visto con le mucche, quindi li porti in giro al pascolo. Sì, certo. Ecco, le mucche stanno molto tempo quindi fuori dai pascoli. Sì, le mucche stanno sempre a pascolo, sia in estate che in inverno pure. Qual è la cosa più bella di questo mestiere? Ma diciamo la cosa più bella, le giornate in campagna, diciamo una volta caldo, una volta freddo, ma è molto bello sempre, sia in estate che in inverno. Poi ci sono sia delle, diciamo un po' di inconvenienti, ci sono sempre, però è bello diciamo. E questo è il bastone che tu porti sempre con te? Sì, questo è il accompagna. bastone. Ma qual è invece il momento più difficile del mestiere del pastore? Ma il momento più difficile, diciamo, dipende dai tempi. Come dire, ci sono giornate che sono più difficili, ci sono giornate che sono meno difficili, però è molto sacrificato. Però piace, no? Sì, Quindi questo è il tuo mondo, quella è Geraci Siculo, sì, una bella cittadina che mantiene ancora vive queste tradizioni, sì. la genuinità, il contatto con la natura. Sì, diciamo ancora a Geraci ci siamo molti che facciamo questo lavoro. E stanno arrivando altre mucche? Sì, ci sono ancora dei sono? ritardatari dietro.